Amici di WeSport, ben ritrovati, siamo alla quinta giornata del campionato Under 15 regionale alla Garden Sport di Mili. Il Città di Messina affronta la Freetime Club, la formazione di mister Alberto Grillo con 12 punti, 18 gol fatti e 2 subiti in 4 partite, assoluta capolista di questo girone. L'inquadrato Aloisi è il capocannoniere con 6 gol fatti nelle 4 partite finora disputate. La formazione di Alberto Grillo affronta quella di mister Fodi con 7 punti, 8 gol fatti e 4 subiti, anch'essa nelle primissime zone della classifica. Grazie alle nostre grafiche stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo. Un occhio attento alla Città di Messina che schiera con il numero 1 Rapaglià, 2 Farina, 3 Rustica, 4 Viola, 5 Lorè, 6 Cucè, 7 Aloisi, 8 Mondello, 9 Auliera, 10 Guglielmo, 11 Rizzo. Classica maglia bianca a strisce giallo-rosse per il Città di Messina, maglia arancio e inserti neri invece per la Freetime Club. Subito avanti la formazione di Alberto Grillo con Guglielmo sulla fascia destra, prova a seminare il panico, salta un avversario, ne salta 2, ne salta addirittura un terzo, va con il mancino. È il primo intervento da parte del portiere Rifici che in 2 tempi nega la gioia del gol alla formazione del Città di Messina. Aloisi si scatena, ci va con il destro, pallone di un soffio al lato. Che tentativo per Aloisi, primo cambio per la formazione del Città di Messina, qualche problema per Rizzo, entra carta sul terreno di gioco, ancora Aloisi, gioco di gambe, salta l'avversario, mette il pallone alto sopra la traversa, c'era Auliera tutto solo a centro area, si scusa Aloisi, poi Guglielmo mette il turbo, riesce a trovare il fondo sulla destra, palla dentro, girata di Aloisi che fa 1-0. Eccolo il Città di Messina, eccolo il capocannoniere del girone C, Aloisi, 7° gol in 5 partite, gol da opportunista, era proprio lì e con una grandissima giocata dal punto di vista tecnico ha trovato la via della rete. Ancora il Città in avanti sull'asse, Guglielmo Auliera, il diagonale del numero 9 finisce però sul fondo, continuano a spingere i ragazzi di mister Grillo con il tridente offensivo in grande spolvero. Ancora Aloisi, stavolta servito da Auliera, pallone sul fondo per il numero 7, finirà così il primo tempo, duplice fischio, il Città di Messina vince fino a questo momento grazie alla rete di Aloisi. Arriva il secondo cambio nel frattempo nelle fila del Città, mister Alberto Grillo come sempre cerca di dare spazio a tutta la sua panchina, ci ha provato nel frattempo il numero 9 Pruidi nella formazione del Freetime che sembra essere entrata con un altro piglio in campo in questo secondo tempo, ci prova nel frattempo con questa conclusione alta, ancora Auliera, non è preciso però il numero 9, ancora cambi nelle file delle Città di Messina con l'ingresso da parte di Mirko Davilla sul terreno di gioco. Poco dopo sarà il turno di Liotta e successivamente spazio anche per Amato. Calcio di punizione per la Freetime, il pallone ballonzola vicino all'area di rigore, alla fine arriverebbe il gol di Pruiti, tutto annullato per fuorigioco. Non demorde però il Freetime e continua ad attaccare, il pallone a Pruiti che ci va col destro, traversa clamorosa la Freetime a un passo dal gol del pareggio con il proprio numero 9 che si dispera, trova solamente il legno, continua con i gambi il Città di Messina ma è la Freetime adesso ad averne di più e a cercare con insistenza il gol del pareggio. Rischia il Città, qui il pallone si impenna in area di rigore, conclusione Rapaglià è perfetto, la sfera rimane lì, ancora un tiro, stavolta la Rapaglià riesce a metterci una pezza e una delle ultime occasioni per la Freetime. Ultimo cambio nelle file del Città di Messina, entra Marzio Maceli, di lì a poco finirà la partita, triplice fischio al Garden di Mili, sono 5 su 5 per il Città di Messina a quota 15 punti in classifica e sempre più al primo posto. Un cordiale saluto e alla prossima.